Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. OSS, infermieri e biologi tornano a protestare, lo hanno fatto stamattina nel piazzale antistante alla Cittadella. Non ci muoveremo di qui fino a quando non otterremo il riconoscimento del nostro diritto al lavoro. Sempre più difficile la situazione nel centro-sinistra calabrese. Oliverio non molla e mostra i muscoli. Il PD pensa ancora ai 5 Stelle. Tassone crea federazione di centro al voto il 26 gennaio. Al processo per l'assassinio di Matteo Vinci non sono state ammesse come parte civile il comune di Limbadi e la regione, la madre del biologo. Non lasciateci da soli. Tavolo di trattativa tra azienda e sindacato per risolvere l'avvertenza di Grazia, la proposta della società che è in appalto i lavori di pulizia, l'incontro fissato per venerdì. Il Cosenza torna a sorridere al San Vito Marulla, battuta nettamente la Cremonese, la prima vittoria interna stagionale, ottima la prova della squadra. Ancora buonasera dalla redazione del TG Time. Dunque la sanità in apertura di questa edizione del nostro giornale tornano a protestare gli idonei della sanità. Si tratta di infermieri, OSS e biologi. Il sit-in questa mattina a Catanzaro. Noi vogliamo le assunzioni, noi vogliamo le assunzioni! Gli idonei non mollano la presa, anzi, il piazzale da Cittadella è diventato il loro punto d'incontro. È da qui che cercano di smuovere la propria situazione, a dispetto di tutto e tutti. I cori e le richieste sono dirette tutte al generale Cotticelli. A lui si rivolgono OSS, infermieri e biologi che, dopo aver partecipato ai concorsi, chiedono che le assunzioni necessarie nel comparto sanità vengano effettuate tramite le graduatorie composte nelle varie aziende sanitarie ospedaliere. Siamo molto agguerriti e non ci muoveremo di qua se non prima avremo delle risposte concrete. Anzi, delle carte scritte, vogliamo delle risposte certe stamattina, altrimenti noi occuperemo ad oltranza la piazzetta della Cittadella. La consapevolezza di avere i requisiti per accedere all'occupazione, le promesse ricevute in passato e gli ultimi avvenimenti che invece hanno sconfessato diritti e aspettative hanno finito per cambiare l'atteggiamento di questa categoria di lavoratori, oggi sempre più sfiduciati. Ho studiato e io merito questo posto di lavoro, io sono costretta a lavorare nel privato perché appunto il pubblico ancora mi lascia a casa, obiettivamente, quindi non è giusto. Noi tutti vogliamo essere assunti, vogliamo lo scorrimento delle graduatorie, subito. Siamo un gruppo di 20 biologi che aspettiamo appunto di essere inseriti perché sappiamo la carenza anche di questa figura molto importante, dirigenziale, nei laboratori sia ospedalieri che del territorio. E quindi aspettiamo anche noi una risposta. Abbiamo fatto insieme ai colleghi anche altre manifestazioni, sit-in come voi, come i colleghi, aspettiamo una risposta certa. E a Crotone continua la protesta dei 52 dipendenti del Carrefour Market licenziati lo scorso 16 ottobre. I 52 lavoratori del Carrefour Market di località Passo Vecchio a Crotone non mollano, continuano a presidiare il piazzale dell'esercizio commerciale. Sono qui dal 16 ottobre scorso, quando cioè sono stati licenziati, e sono pronti a spostare il loro sit-in a Roma al Ministero del Lavoro se il governo non prenderà in esame la loro vertenza. C'è questo incontro che ha organizzato l'onorevole Barbuto, stiamo cercando di accelerare perché qui il tempo stringe. Passano i giorni però non c'è nulla di concreto. Sono stanchi, stremati, delusi, sono stati mandati a casa con un SMS e così sono rimasti da un giorno all'altro senza lavoro e senza certezze, ma loro non si arrendono. Ecco cosa chiedono. Anzitutto che ci venga assegnato un ammortizzatore sociale, perché siamo, e lo voglio ricordare, 4 mesi ancora senza stipendio. Dopodiché cercheremo di contattare direttamente Carrefour Italia affinché, o qualche altro marchio, affinché rilevi questo punto vendita. La politica, il governatore mostra i muscoli, situazione sempre più difficile nel centro-sinistra. Il PD pensa ancora ai 5 Stelle, al voto, come ha anticipato già ieri nelle edizioni serali del nostro TG, il 26 gennaio. Luigi Incarnato gongola, non quanto Oliverio, ma quasi, perché l'idea di mettere in piedi una specie di Leopolda in salsa calabrese è andata più che bene. Dicono gli organizzatori che i partecipanti sono stati oltre 500 e giurano tutti registrati e quindi non stimati ad occhio. Ma chi c'era? Incarnato non ha dubbi, donne e uomini del centro-sinistra. Il centro-sinistra calabrese, che ha dei valori ben precisi, il mondo sociale, il mondo dell'impresa che è vicino a noi,
non si può rappresentare facendo alleanze che non sono comprensibili, per cui è un problema che non riguarda noi. Mi auguro che il PD si ravveda e insieme a noi faccia un percorso che sia capace di dare appunto ai calabresi una risposta adeguata. Un pomeriggio intero passato a mettere nero su bianco idee da sintetizzare nel programma del candidato Liverio. Sì, il candidato Liverio, perché al di là di ciò che deciderà il PD, il presidente uscente ci sarà con la sua squadra di amministratori locali, già mobilitati da mesi. Ragionare sul da farsi è una buona idea, dice la consigliera Sculco. L'idea appunto di aprire un cantiere partecipato, condiviso, che possa portare alla costruzione di un programma per realizzare la Calabria che noi vogliamo, quella del futuro, diciamo, mi pare un'ottima idea. Hanno marcato la presenza, oltre alla Sculco, anche i consiglieri Nucera, Dacri, Greco, Mirabello, Aieta ed Agostino. La pattuglia degli aficionados del governatore. Una prova di forza senza se e senza ma. L'obiettivo è chiaro, dimostrare a Zingaretti, Graziano e Oddati che la forza del partito sta tutta da questa parte. Per la serie regolatevi voi. Intanto nel PD non è del tutto tramontata l'idea di unirsi col Movimento 5 Stelle. Si dice che Di Maio e Zingaretti si vedranno presto per verificare se ci sono i margini di recupero. I 5 Stelle calabresi hanno consegnato a Parentela il compito di coordinare le iniziative tra Roma e la Calabria. Parentela, va detto, è uno dei meno propensi a stringere rapporti con il PD. Di altro il panorama offre la nascita del Polo di Centro con l'immarcescibile Mario Tassone, che annuncia per i prossimi giorni un'assemblea come primo passo per la costituzione di un nuovo soggetto politico. Il modello è quello della federazione tra forze che gravitano in area centrista. Insomma, adesso che la data delle elezioni è stata fissata, salvo imprevisti per il 26 gennaio, la politica ha accelerato. Torniamo ad occuparci dei dati Svimez. L'Istituto ha decretato la recessione per la nostra regione. Tante le reazioni ed ecco ai nostri microfoni l'analisi dell'economista Francesco Aiello. E mentre l'INPS fa sapere che sono 62.972 le domande per l'assegnazione del reddito di cittadinanza accolte in Calabria al 31 ottobre del 2019, sul totale delle 97.936 presentate da altrettanti richiedenti, lo Svimez bacchetta le politiche attuate perché dice non basta ad arginare la fuga dei giovani. Uno strumento efficace di lotta alla povertà, però ha mantenuto la cautela rispetto al fatto che la povertà non si cura soltanto con un trattamento monetario, ma è necessario mettere in moto riformare tutte le politiche di welfare. E dall'altro lato la Svimez ha ammonito i gestori del reddito di cittadinanza, quindi il governo in particolare, per il basso impatto occupazionale che il reddito di cittadinanza ha soprattutto nel sud, ed è abbastanza emblematico che lo dica la Svimez nella misura in cui afferma che nel sud il reddito di cittadinanza allontana le persone dal mercato del lavoro piuttosto che attirarle. Ma il rapporto annuale fotografa una situazione davvero drammatica per il sud del paese. Nel 2018 è l'unica regione che registra una riduzione delle PIL rispetto al 2017 e l'altro dato importante per la nostra regione è che rispetto al periodo pre-crisi la regione Calabria ha un PIL che è di circa 10 punti percentuali inferiore rispetto al dato del 2008. Cioè si parla di cifre eclatanti che segnalano appunto un forte declino della nostra regione. Servono politiche specifiche, puntare allo sviluppo perché il Mezzogiorno soffre anche di un forte svantaggio in termini di risorse. La Svimez dà delle ricette di politica economica, sta facendo una battaglia per un aumento degli investimenti ordinari dallo Stato centrale al Mezzogiorno, la cosiddetta clausola del 34% che potrebbe avere degli impatti positivi ovviamente sull'intera regione. Però si dibatte moltissimo su come utilizzare questi nuovi fondi addizionali che dovrebbero essere erogati a favore delle regioni meridionali, cioè se si fa leva su un modello di sviluppo basato sull'innovazione, che è quello che sta trainando un po' il cuore dell'Europa, o se si fa leva su una ridistribuzione un po' delle politiche di welfare che sono necessarie nella nostra regione e nel Mezzogiorno in particolare per garantire a tutti i cittadini il godimento dei diritti di cittadinanza. Nel prossimo servizio invece le novità che riguardano la vicenda della signora Grazia, la donna che è costretta a passare le notti su una panchina prima di andare a lavorare.
La particolare vicenda che sta interessando la signora Grazia Tripargoletti, che ha dovuto passare molte notti su una panchina in attesa di andare a fare le pulizie presso la motorizzazione civile di Cosenza per conto della ditta appaltatrice, fa ancora molto discutere. Sui social impazzano i commenti e i giudizi, spesso anche affrettati. Alla signora sono arrivate tante offerte di aiuto, ma ancora non se ne è concretizzata nessuna. Strano ma vero, i più disponibili sembrano proprio i titolari della Love Service, che hanno accettato, e questa è la novità, di sedersi ad un tavolo di trattativa per discutere davanti ai rappresentanti locali e regionali della UGL del caso della signora Grazia, un incontro che si terrà venerdì pomeriggio. La signora, è giusto ricordarlo, non è stata licenziata, nonostante si sia anche assentata in maniera ingiustificata. Alla Love Service riconoscono il caso umano, ma non hanno una soluzione. Cambiare il turno alla signora Grazia vorrebbe dire purtroppo danneggiare altri lavoratori. A parte il breve periodo di agosto nel quale gli è stato concesso il cambio turno, non abbiamo ritenuto opportuno andare oltre per andare a stravolgere quelli che potrebbero essere stati gli orari dei colleghi che comunque svolgono il servizio, il suo stesso servizio, ma che magari per sbarcare il lunario si adoperano e svolgono altri lavori umilmente. Quindi non è stato possibile fare cambi turni, ma è stato più volte spiegato alla signora, spiegato agli assistenti sindacali, ai rappresentanti legali, con i quali abbiamo sempre ed esclusivamente avuto un rapporto di cordialità e massima apertura. Lo si evince dal fatto che ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale, e poi venire a conoscenza di tutta questa storia a noi ci dispiace, perché comunque il caso drammatico rimane, ma è una vicenda che non corrisponde al vero, che comunque non fa luce sulla verità, sulle problematiche serie che ci sono nel nostro territorio, ma che comunque non corrispondono nella maniera specifica a verità, insomma. Comune e Regione non ammesse come parti civili nel processo Vinci, lo ha deciso oggi la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. Questa immagine è fissata per sempre nella mente. Una giornata di primavera, il 9 aprile 2018, l'ultima per Matteo Vinci, biologo di Limbadi, ucciso da un'autobomba. Il giovane fatto saltare in aria insieme a lui il padre Francesco, miracolosamente scampato all'agguato. La madre di Matteo, Rosaria Scarpulla, ha gli occhi cerchiati di rosso, il coraggio della parola e il regime di vigilanza tutoriale, ma denuncia non basta, il rischio è quotidiano. Noi abbiamo tanto da lavorare in campagna, veramente ci sono queste persone libere che non sono state arrestate e che ancora oggi hanno l'arroganza, perché loro non demordono mai, quell'arroganza proprio dell'ndranghetista di soggettarci con lo sguardo, con le mosse. Addirittura hanno buttato delle bottiglie di birra dove noi abbiamo posto il logo dove Matteo, qualche fiore per Matteo, e quindi ciò mi tormenta. La solitudine della famiglia Vinci aveva spinto il comune di Limbadi e la regione Calabria a costituirsi parte civile. Oggi però la Corte d'Assise di Catanzaro ha rigettato le richieste perché presentate in ritardo, oltre i termini di legge a dibattimento già aperto il 17 settembre scorso con la costituzione delle parti in quella data. Il processo proseguirà il 30 gennaio con l'escussione in aula dei primi testi dell'accusa rappresentata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Era originario di Reggio Calabria, uno dei vigili del fuoco morti nell'esplosione di una cascina in provincia di Alessandria. Era di Reggio Calabria uno dei 3 vigili del fuoco morti nella notte a Quarnieto, in provincia di Alessandria, dove diverse squadre erano intervenute dopo che in una cascina nella periferia del centro piemontese era stata avvertita una esplosione. Della prima squadra intervenuta sul posto faceva parte il reggino Antonino Candido, 32 anni, da un anno in servizio, figlio di un vigile del fuoco che lavora a Reggio Calabria. Candido era insieme ad altri 2 colleghi, Matteo Gastaldo e Marco Triches, quando è avvenuta una seconda esplosione che ha investito in pieno i 3 pompieri. Candido, Gastaldo e Triches sono morti sul colpo. Feriti altri 2 vigili del fuoco e un carabiniere, non corrono pericolo di vita. Indagini sono state avviate dalla Procura di Alessandria e col passare delle ore emergono particolari inquietanti. Le esplosioni avrebbero origine dolosa. Il procuratore capo
capo Enrico Ceri infatti ipotizza concretamente un fatto criminale voluto e organizzato. Sul luogo delle esplosioni, infatti, i vigili del fuoco hanno individuato bombole di gas con inneschi. Pare che la cascina e tutte le pertinenze fossero in procinto di essere cedute. Qualcuno era contrario a questa operazione e ha pensato di impedire la cessione facendo esplodere una parte dell'area. La seconda esplosione non sarebbe stata programmata, pertanto si tratterebbe di un imprevisto rivelatosi tragico. Antonino Candido lascia la moglie che aveva sposato in agosto. L'Andrangheta in Piemonte, 70 gli arresti nell'ambito dell'operazione denominata Cerbero. Militari in azione anche in Calabria per l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dell'operazione denominata Cerbero, coordinata dalla DDA di Torino contro l'Andrangheta in Piemonte. Il blitz è scattato a Torino, Reggio Calabria, Milano e Catania. 70 le persone arrestate da carabinieri e guardie di finanza. L'inchiesta ha svelato il modus operandi dei clan del torinese. Le cosche ripulivano i soldi sporchi con l'ausilio dei colletti bianchi. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'organigramma delle locali di 'ndrangheta facenti capo alle famiglie Agreste e Assisi, operanti nella provincia di Torino, con interessi in tutto il territorio nazionale e anche all'estero, in Spagna e in Brasile. Gli inquirenti sono riusciti inoltre a tracciare i canali di approvvigionamento degli stupefacenti, hashish importato tramite la tradizionale rotta spagnola e cocaina attraverso i porti del nord Europa, e a individuare i componenti di 2 distinte organizzazioni dedite al traffico e allo smercio delle sostanze illegali, operanti entrambe sotto l'egida dell'Andrangheta, delle quali una a Volpiano e l'altra nella zona nord della città di Torino, con quartier generale in Barriera Milano. Le indagini sono partite dopo l'inchiesta Minotauro e le dichiarazioni del pentito Domenico Agresta. Nell'operazione è coinvolto anche un noto penalista torinese che avrebbe rivelato ad alcuni suoi clienti notizie riservate su indagini in corso. Il concetto di un'andrangheta frammentata è superato, ha detto il procuratore nazionale antimafia De Rao. L'associazione tende sempre più ad aggregarsi, muovendosi con padrini e capi società sul territorio globale. L'attività criminale delle locali di Volpiano e San Giusto dimostra quanto sia pervasiva e pericolosa questa organizzazione, che nonostante i provvedimenti giudiziari continua ad allargarsi su tutto il territorio nazionale e anche all'estero, aggiunge De Rao. C'è un asse che lega poi la 'ndrangheta del nord e del centro con i luoghi di origine in Calabria. La strage al cimitero di San Lorenzo del Vallo, confermata in appello la sentenza di primo grado per Luigi Galizia, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio, madre e figlia, uccise il 30 ottobre del 2016. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro hanno confermato l'ergastolo per Luigi Galizia, imputato del duplice omicidio di Edda Costabile, 77 anni, e della figlia Ida Maria Attanasio, 52 anni, uccisa nel cimitero di San Lorenzo del Vallo il 30 ottobre del 2016. Quel giorno l'assassino, con il volto solo parzialmente travisato, fece fuoco all'impazzata contro le 2 donne. La più giovane tentò una disperata fuga, lasciando la cappella di famiglia da un'uscita secondaria. L'omicida le inseguì per una ventina di metri e la donna venne raggiunta e giustiziata con 2 colpi di pistola alla testa. Una vendetta, il movente dell'efferato duplice omicidio. Le vittime non avevano alcuna colpa, sono state assassinate per il solo fatto di essere la madre e la sorella di Franco Attanasio, che il 26 aprile del 2016 aveva ucciso in un appartamento della zona universitaria di Rende il compaesano Damiano Galizia, 31 anni, di cui era debitore per decine di migliaia di euro. 6 mesi dopo, così come ricostruito nei 2 gradi di giudizio, la vendetta trasversale attuata da Luigi Galizia. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno individuato e sequestrato nel porto di Gioia Tauro 61 kg di cocaina, definita dagli investigatori purissima. La droga è stata individuata in un container ed era custodita in 2 borsoni occultati in un carico di carne congelata. Il container proveniva dal Brasile e aveva come destinazione finale il sud-est asiatico. La cocaina avrebbe fruttato circa 12 milioni di euro. La Polizia di Stato ha arrestato a Reggio Calabria un 51enne originario di Napoli ma residente in città, ricercato dal maggio scorso perché deve scontare una condanna a 5 anni di reclusione. L'uomo è stato fermato dalle volanti nella zona sud di Reggio Calabria nell'ambito dei controlli attuati secondo il protocollo operativo Martello di Torro.
20 carcasse di ovini in avanzato stato di decomposizione abbandonate a Crotone su un terreno che fa parte di un allevamento zootecnico sono state scoperte dai carabinieri forestali che hanno denunciato la proprietaria dell'azienda per smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell'azienda sanitaria provinciale allo scopo di appurare le cause del decesso degli animali. Sarebbero una cinquantina i migranti di nazionalità irachena e afghana che sono sbarcati prima dell'alba alla periferia di Ferruzzano Marina, nella zona a sud della Locride. I migranti sono arrivati a bordo di una barca a vela di circa 15 metri che si è arenata a pochi chilometri dalla spiaggia. L'allarme è scattato quando alcuni migranti sono stati notati lungo la statale 106 da una pattuglia dei carabinieri. Uno di loro è stato anche investito da un treno locale in transito sulla linea ionica ed è rimasto ferito in modo non grave dopo che si era incamminato sulla strada ferrata. Al momento non c'è nessuna traccia degli scafisti. Siamo adesso allo sport. Il Cosenza torna alla vittoria al Marulla, una gara quasi perfetta della squadra di Braglia, consente di superare la Cremonese e conquistare i 3 punti che fanno respirare i rossoblù in classifica. Le capriole di Vivier, 2 giravolte, come i gol segnati finora con la maglia rossoblù. L'attaccante francese ha appena messo la firma sul primo successo del Cosenza al Marulla e festeggia così, deliziando i 4.000 presenti. È uno dei fotogrammi della sfida ad alta tensione con la Cremonese, che ha chiuso l'11° turno, il match più delicato forse per l'importanza della posta in palio tra 2 squadre impantanate nella zona bassa della classifica e alla spasmodica ricerca di punti. Per i lupi c'è anche da dimostrare che Chiavari è stata solo una parentesi e che il Marulla può diventare l'arma in più come nella passata stagione. Per convincersi i rossoblù ci mettono poco, la partenza di quelle che sognano i tifosi, l'angolo di Carretta è l'input giusto per Sciaudone che salta un passo dalla porta e supera Ravaglia. Il gol lampo non è casuale, ma frutto di un piglio risoluto che i lupi hanno saputo trasferire dallo spogliatoio al manto del Marulla. La Cremonese è squadra forte, costruita per vincere, ma paga un ritmo blando al cospetto dei rossoblù che ci mettono la rabbia e la determinazione giuste. Il raddoppio in lingua francese, Canutet prova il tiro, Ravaglia respinge Riviere lì pronto a ribadire in rete. Il doppio vantaggio non è una cassaforte ma quasi. Il Cosenza gioca di rimessa e sfiora la terza rete ripetutamente. Baez e Legittimo ci provano da lontano. Riviere tenta la girata ma non sorprende Ravaglia e allo scadere Sciaudone che tenta il bis minando lo scompiglio in area grigio-rossa. Al rientro in campo Baez apre le danze, ma poi il Cosenza si abbassa e concede metri agli ospiti. Il colpo di testa di Arimi, finito sul palo, è l'occasione più nitida. Per il resto è sterile Forsi, intervallato dalle chance per il Cosenza per il tris. La più clamorosa, quella servita da Baez a Masciac, che si fa ipnotizzare dall'ex Ravaglia. In chiusura Perina merita gli applausi per 2 interventi che valgono il clean sheet. Il Cosenza ha la seconda migliore difesa ed è un dato non di poco conto. La classifica dei rossoblù adesso è più gradevole a Trapani, un'altra tappa di un viaggio appena iniziato. Oggi la squadra ha fatto una partita fantastica, hanno voluto vincere, il merito dei ragazzi, era bello vederli giocare, era bello vederli girare palla, trovare l'uomo smarcato, i movimenti di Baez, di Carretta, ma di tutti, anche di chi è entrato avevano l'atteggiamento giusto. Come è giusto che quando non facciamo le cose per bene ce lo fanno notare, è giusto che oggi esaltiamo sti ragazzi perché veramente hanno fatto una partita bellissima. Il nostro meteo in chiusura. Temporaneo miglioramento nel corso della giornata di martedì, poi da mercoledì ritorno dell'instabilità a causa di una nuova perturbazione atlantica. Domani nuvolosità sparsa associati a locali rovesci, al mattino più probabili su Alto Tirreno e nel corso della giornata ed in serata anche sulle restanti zone. Possibili temporali in serata su Crotonese, temperatura in aumento. Passiamo a mari e venti, domani mosso o molto mosso il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio. Venti deboli o moderati da ribeccio sullo Ionio centro meridionale, da direzione variabile su altri settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.